Con l'intervento del consigliere Zorzato abbiamo infranto il muro delle 100 ore di dibattito effettivo. L'annuncio arriva a metà mattina dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti durante l'ennesima estenuante giornata di discussione sulla riforma della sanità veneta. La seduta odierna è la 32esima dedicata al progetto di legge 23 sulle 78 in totale fatte dal Consiglio dall'inizio della legislatura. Questo dibattito infinito ha occupato il 41% del tempo di lavoro dell'Aula. Uno spreco senza precedenti dovuto all'ostruzionismo dell'opposizione e al continuo prevalere di logiche elettorali e personalistiche sul bene dei cittadini. Un atteggiamento che, oltre a fermare una riforma fondamentale come quella della sanità veneta, sta impedendo la prosecuzione di tutte le altre attività della Regione bloccate da mesi. Un'assemblea legislativa paralizzata, commenta Ciambetti, rischia di recare danni reali alla comunità per il cui bene dovrebbe invece lavorare. Il caso delle nomine del board di Veneto Sviluppo della settimana scorsa è emblematico, visto che la paralisi consiliare rischiava di estendersi ai vertici della società finanziaria della Regione, bloccando una società che eroga oltre 700 milioni di euro tra finanziamenti agevolati e contributi alle nostre imprese. Purtroppo, conclude il Presidente del Consiglio, i ritardi continuano ad accumularsi rischiando di provocare non pochi problemi per tutti i veneti.